Ambulanze, pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, mezzi di soccorso di protezione civile, vigili del fuoco e associazioni di volontariato. Un grande parco mezzi si è riunito a Scaglioni questa mattina nell'ex sede della Confrutta a San Donà di Piave per beneficiare di una lodevole iniziativa messa in campo dalla rete di impresa Sanity-Go per sanificare i veicoli. Io ringrazio l'azienda Pavilegno, l'azienda Sanity-Go che si sono offerte gratuitamente di dare questo supporto. Abbiamo chiesto a tutte le forze dell'ordine di poter portare i propri mezzi a fare questa sanificazione che dà proprio un'utilità anche all'operatore stesso che viaggia per strada all'interno del mezzo di essere un po' più sicuro. Perciò ringrazio chi si è offerto e chi sta arrivando questa mattina tra carabinieri, polizia locale, lagunari, vigili del fuoco, protezione civile di Eraclea, insomma tutte le forze del territorio per fare questa sanificazione dei mezzi. L'esperienza di Sanity-Go è nata da un'esigenza, quella di mettersi in gioco in un nuovo settore lavorativo, e da un'opportunità, quella di essere d'aiuto al territorio. Sanity-Go non è un'azienda ma è una rete di impresa dove si riuniscono tanti imprenditori sul territorio italiano. È nata a marzo in un momento storicamente difficile, erano in difficoltà, accusavano il colpo del coronavirus e del lockdown generale. E allora studiando dei protocolli, mettendo su un comitato scientifico, un comitato medico, abbiamo dato la possibilità a questi imprenditori di ampliare il loro core business con la sanificazione. Quindi è nata proprio per aiutare. Un aiuto rivolto alle aziende che si sono riunite nella rete di impresa, ma che non ha lasciato da parte anche la grande valenza sociale. Ecco quindi che questa mattina, uno alla volta, tutti i mezzi presenti hanno potuto beneficiare della sanificazione, un processo di pochi minuti, ma che regala al personale una tranquillità e un senso di sicurezza in più. Viene praticamente utilizzato una macchina che ha un generatore di vapore che produce un vapore a 175 gradi a 8 bar di pressione. Come strumento veicola un virucida che è molto potente, 100% atossico e biodegradabile, che non danneggia le superfici ed è a base di perossido di idrogeno. Per le forze dell'ordine questo è anche un modo per sentirsi più sicuri quando viaggiano, quando sono in intervento. Certo, questo indubbiamente, essendo sempre esposti, e diciamo che questa procedura può dargli un po' più di sicurezza.